Amici bellini, questo è un video a sorpresa che cade praticamente a sorpresa, forse non ve lo aspettavate o magari sì, non lo sappiamo, ditemelo nei commenti. Sì, me lo aspettavo, mi aspettavo un approfondimento tattico sui nostri avversari e questo è un appuntamento che vorrei fare durante tutto l'anno in pre-partita, anche qualche giorno prima, così possiamo raccogliere più informazioni. Approfondimento, ragazzi, approfondimento, noi qua dobbiamo alzare il livello sempre di più. Italo Buonsenso, benvenuto, e quindi vi presento questo collaboratore del Caffè Napoli 1926 che è un pazzo scatenato e che quindi si è guardato, proprio perché essere tifosi oltre, si è guardato Venezia Frosinone di Coppa Italia per studiarsi il Venezia. Secondo me manca Spalletti sicuramente l'avrà fatto, quindi godetevi questa intervista di approfondimento ed analisi, così sappiamo cosa aspettarci più o meno dal Venezia che vince e passa il turno di Coppa Italia, e poi ci vediamo a fine intervista di nuovo con me, perché vi devo dire le ultime cose che sono importanti. Abbonati bellini, muovetevi a rispondermi, perché il fantacalcio sta per cominciare. Ci dobbiamo spassare i giocatori che non si compra il Napoli, ce li compriamo noi nelle nostre squadre e poi vediamo chi vince. Vai, parti con l'intervista, vai. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, abbiamo lo staff, questi sono veramente i potenti mezzi del Caffè Napoli. Ho l'onore e il piacere di presentarvi Salvatore Pengue, che si occupa tra le altre cose del Caffè Napoli su Facebook, su Instagram, quindi capirete che dovete, anche se non lo conoscete già, che non lo seguite su Instagram, sapete come farlo. E abbiamo la possibilità di avere delle anteprime sulla prima partita che giocherà il Napoli, perché Salvatore ha guardato il Venezia, guardato Venezia Frosinone. Ciao Salvatore. Ciao Valerio, grazie dell'invito, è un piacere stare con te, lo sai. Allora Valerio, come ti spiegavo un pochino prima, il primo tempo è stata dura a guardarlo, perché le squadre erano, diciamo, poca roba, anche secondo me per la situazione fisica che, sai, non è ancora proprio ottimale per entrambe le squadre. La cosa che mi è parsa subito da dover sottolineare è che nel centrocampo c'è questo Perez, che è il nuovo giocatore che è stato preso dal Venezia, che è un israeliano, che ha fatto il vertice basso, quindi partiamo dal presupposto che Zanetti gioca con un 4-3-3. Ecco, bravissimo, sì. Ti stavo per chiedere, per gli amici che non sono folli come te, che non si guardano la Coppa Italia del Venezia e del Frosinone, insomma, da Zanetti ci possiamo aspettare un 4-3-3 a quanto mi hai detto, sì. Con il nome che conosciamo di più è ovviamente Caldara in difesa e questo Forte in attacco. Ti faccio un focus velocissimo. Vai. Così chiariamo bene tutta la situazione. Allora, Zanetti usa spesso questo 4-3-3 perché poi è un allenatore che ho visto spesso anche in Serie B, perché nel Venezia c'è Junior Vacca, che è un giocatore che mi piace molto, è napoletano, l'anno scorso ha avuto un problema al ginocchio, non ha proprio giocato, allora mi sono trovato spesso a vedere il Venezia quando giocava lui. Zanetti gioca fisso con questo 4-3-3, con l'arrivo di Caldara ha preso il posto di centrale fisso vicino al capitano, che c'è Caroni. Un classico centrocampo a 3 con un vertice basso e 2 mezze ali, e un tridente normale con una punta centrale che, come hai detto benissimo tu, Forte, con Aramau, che è il numero 10 della squadra, abbastanza capace, non proprio abilissimo con i piedi, però un giocatore abbastanza completo, e di là c'è Johnson, che è un attaccante sinistro molto molto bravo, un attaccante bravo secondo me in Serie B, perché è abbastanza funzionale, sa fare bene quel ruolo, però per la Serie A bisogna vedere un po' che approccio ha. Per quanto riguarda la partita di stasera, ti dicevo che c'era questo nuovo acquisto che si chiama Perez, che è un giocatore israeliano, che non è malissimo con i piedi, però ha un passo molto cadenzato, bravino nel smistare palla, però troppo lento, quindi diciamo lì la manovra si arenava spesso. Per quanto riguarda sempre il primo tempo, perché ti ripeto è stata poca roba, le squadre si sono abbastanza studiate, poi ho anche letto qualche articolo che era classico tra Venezia e Frosinone fare queste partite proprio sempre dello 0-0, 1-1, quindi squadre che si attendono molto attendiste, non tanto propositive. Nel primo tempo c'è stata solo qualche azione singolare di Johnson o qualche volta di Forte,
ma per il resto pochissima roba. La parte importante arriva nel secondo tempo, perché tra il primo e il secondo tempo si fa male la mezzala destra, che è difficilissima a pronunciare. Ma non ti preoccupare, Salvatore, tanto anche se lo chiami martedì la gente non... Hai ragione. Allora diciamo che la mezzala destra casualmente si è infortunata. È entrato questo ragazzo che si chiama Fiordalino, ed ha veramente dato un tocco in più proprio a tutta la squadra, perché riusciva a fare il ruolo di mezzala quando era però in non possesso, mentre nella fase di possesso lui era bravissimo, perché riusciva a fare lui il play basso e quindi faceva avanzare un po' l'israeliano, questo Perez. Quindi un po' l'ibrido che ogni tanto abbiamo visto anche con Spalletti, con una delle mezzali che si avvicina all'Obotka, per capirci. Esatto, e in questa partita specifica è stato buono perché ha levato questa lentezza del play originale che era Perez, e ha dato un po' più di vivacità nella manovra di inizializzazione, quindi prendeva palla da Caldara e iniziava lui a giostrare un po' il gioco, quindi si è velocizzata un po' la manovra. Per sottolinearti quello che dicevo nel primo tempo, Zanetti ha cambiato 2/3 dell'attacco, quindi si trovava anche lui con me che la partita a livello offensivo era quasi zero, ed ha inserito Sigurdsson, una prima punta, un ragazzo del 99 non male, che ha giocato abbastanza bene, e poi ha messo quest'altro ragazzo Di Mariano alla destra, facendo uscire Aramu, che ha fatto una buona partita. Quindi diciamo che nel secondo tempo il Venezia è stato di gran lunga migliore rispetto al primo, però non diciamo una cosa proprio spettacolare. In copertura si giocava quasi sempre un 5-3-2, perché Perez andava ad unirsi ai due centrali, e uno degli esterni a seconda, prima uno e poi l'altro, scalava sul centrocampo, quindi era un 5-3-2 in fase difensiva. Ed è questo è importante, perché noi ci immaginiamo un Napoli che prenderà la palla e cercherà di fare la partita, esatto. Quindi vedremo un Venezia più che ci aspetta e giocherà di rimessa. Per fare anche un po' di cronaca spicciola, il Venezia alla fine passa dopo 9 rigori, insomma 18 rigori complessivi, e insomma subisce il gol su calcio di rigore, se non sbaglio, allora, e lo fa su calcio d'angolo. No, il Venezia l'ha subito su calcio d'angolo, sì, che poi un calcio d'angolo dove il Venezia difende a zona, ecco. C'è stata una sfasata al centro dell'area, dove poi si è trovato un calciatore avanti la porta, quindi un gol abbastanza possibile da subire, mentre poi ha segnato con un rigore, con un'azione proprio di Jensen, che si è illuminato all'improvviso quasi nel finale di partita e ha subito un fallo da rigore che poi ha determinato l'1-1. Chiarissimo. E mi dicevi, tra i giocatori che ti avevano più impressionato del Venezia, di questo terzino? Allora, c'è il terzino, bravissimo, vedi, tu sei sempre attentissimo, che si chiama, mi va di dirti il nome, che poi è stato anche dichiarato il migliore in campo, Eboué, questo ragazzo che era terzino destro, che ha giocato veramente bene. In prestito dal Benfica, autore del rigore finale decisivo. Esatto, benissimo. Quindi la chiudiamo così, personalità. Tra le curiosità, mi pare di aver capito che c'erano parecchi volti conosciuti anche ex Napoli, non so se tutti hanno giocato. Dezzi è nel Venezia. Esatto, c'era Dezzi che non ha giocato, però era convocato, quindi penso che non è entrato per scelta tecnica. E poi c'era, penso nessuno più del Napoli. Io ho letto di un Masiello, forse però nelle fila del Frosinone. Io faccio fatica con le squadre più piccole. Sì, stava nel Frosinone. Vabbè, poi nei commenti ci suggeriscono sicuramente. Un'altra cosa importante da dire è che il Venezia ha un problema portieri, perché il primo portiere aveva mal di schiena e non ha giocato. O spina. Il secondo portiere ha un problema al ginocchio che, da quanto ho capito, se lo porta da tantissimo, quindi è stato scelto il terzo portiere. Quindi quello che avete visto stasera ho visto solo io, sicuramente. Comunque è il terzo portiere, quindi dobbiamo capire anche quale sarà il portiere. L'ultima cosa che mi va di sottolinearti, io credo che non sia proprio questa la squadra titolare, però credo che, da quello che leggo, 8/11 dovrebbero essere questi, quindi più o meno è questa la squadra, perché comunque il Venezia ha la possibilità di andare avanti in Coppa Italia se la gioca, quindi c'erano dei giocatori di riferimento. Poi anticipo agli amici bellini del canale che faremo anche un collegamento con l'amico Alessandro
Sandro Catto, che segue le vicende del Venezia anche più da tifoso, quindi ci saprà dire qualcosa in più. Io non so come ringraziarti, Salvatore, sei una risorsa preziosissima. Grazie Vale, grazie a te, assolutamente, quando vuoi io sono a disposizione, lo sai. Assolutamente. A parte siamo una famiglia, quindi quando vuoi sono a tua disposizione. Signori miei e signore mie, andate a seguire Salvatore Pengue un pochino su tutti i social, lo troverete, e Caffè Napoli su Instagram e su Facebook, perché come vedete il livello sale, cresce, si parla di tattiche, si fanno approfondimenti. Questo è un lavoro che ha fatto oggi, cioè ieri, cioè martedì, è un lavoro che ha fatto Spalletti con il suo staff al 100%. Certo, sicuramente Vale. Grazie mille, Sal. Grazie a te Vale, un abbraccio. E insomma, amici bellini, merita, Salvatore merita la vostra, tutti i 500.000 mi piace per Salvatore e per il suo approfondimento, che è andato nel profondo nel cercare di capire, seguire giocatori anche per noi sconosciuti, e quindi grazie Salvatore ancora, e mostrategli tutto il vostro affetto e la vostra partecipazione, perché è questo che mi piace poi della community. Fate le cose belline che dovete fare sotto nei commenti. Avete voi per esempio dei giocatori che conoscete, che noi non, perché alcuni di voi sono bravi, che magari giocando nei vari FIFA, nei vari manageriali conoscete già dei giocatori importanti. Io del Venezia conoscevo solo a Caldara e a Forte e a Dezzi ovviamente, dopodiché sarà tutto un mistero, cosa che non sarà per la nostra squadra, per il nostro allenatore, che sono sicuro che starà studiando la situazione. Bisogna studiare probabilmente di più la fase difensiva, perché il Napoli dovrà attaccare, dovrà avere il pallino del gioco, ma non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa squadra, perché guardate gli altri campionati che sono già iniziati, guardate quante squadre più blasonate, più forti sulla carta, il famoso Davide contro Golia, quante squadre sono cadute, non ultimo il Manchester City che cade col Tottenham, che non è l'ultima arrivata, ma comunque sulla carta doveva passare il Manchester City. Non è vero, il calcio non funziona così, non si fa sulla carta, e quindi anche una squadra più piccola ti può mettere in difficoltà. Il pallone è rotondo, gira, poi belle buone prende una zolla, e quindi uno sviene e gol degli avversari, e tu magari poi provi il forcing e non ci riesci. Quante volte lo abbiamo sentito che capita. Il Napoli deve concentrarsi, deve dimenticarsi, noi compresi come tifosi, dobbiamo dimenticarci un attimo di tutte le problematiche, la maglietta, manca una settimana e meno, ci siamo con le magliette, perché qua curiosità proprio a margine, chi si vede tutto il video trova le curiosità a margine. Un amico bellino mi ha detto: guarda che il Napoli su Instagram sta seguendo il Parmacotto. Ora questa è una curiosità, potrebbe significare che magari dietro... Oh, benvenuto Federico Cuomo, proprio in diretta, benvenutissimo. Iscriviti al canale Telegram che trovi in basso in descrizione. Parmacotto potrebbe essere uno degli sponsor dietro, magari al posto della Kimbo, non lo sapremo mai finché non vedremo la maglietta, ma sono quelle piccole curiosità, perché noi guardiamo tutto, seguiamo tutto, quindi dimentichiamoci delle problematiche, pensiamo che questa squadra è in grado, anche senza ricambi incredibili, di affrontare le prime partite di campionato, e dobbiamo cercare di mettere punti nella famosa cascina, nelle cascine, perché Spalletti giustamente è toscano. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vai, fate le cose vostre che io faccio le mie, devo andare a suonare di nuovo. Bisogna pure lavorare nella vita. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose belline. Io mi mi ricordo come mi chiamo.